La domanda di oggi è: perché ogni volta che piove 2 giorni sono sempre ridotti così? Siamo in centro a Vicenza, questo è il fiume Bacchiglione, che è il fiume che attraversa la città, e questo è il livello alle 17:50 del 18 ottobre. Fa paura, eh? Mi fate sapere nelle altre città come sono messe? È vero anche che ha piovuto negli ultimi 24 ore 60 mm d'acqua, che sono tantissimi, e ne sono previsti altri 30 nelle prossime 24 ore. Ogni volta nei commenti leggo: e il tombino non gasturà, e il ramo non gattaglià, e il fiume non ganettà, e l'arge non ganipozzà. Non sia la verità che la soglia d'allerta per inondazioni qua in Veneto negli ultimi anni è cambiata parecchio e si può stare un po' più tranquilli grazie alla realizzazione dei bacini di laminazione. Tanti sanno cosa sono, tanti no. Ora vi mostro. Questo è uno dei bacini di laminazione Veneti, nello specifico siamo a Caldogno, ovvero è un'immensa area delimitata da argini dove viene fatta confluire l'acqua del fiume in modo da alleviare la piena. Là in fondo c'è un'altra barriera dove c'è un altro bacino di laminazione che, nel caso questo si riempia, l'acqua può andare anche di là. Oggi è stato aperto, quindi vi mostro un attimo come funziona. Quando piove tanto, il fiume si ingrossa come oggi, viene aperta questa specie di diga, il fiume sta scorrendo verso di là e pian piano confluisce anche qua dentro, e qua piano piano si sta riempiendo. Vedete come l'acqua viene fatta scorrere piano piano, ma credo che dipenda dall'intensità poi della piena, no? C'è tutta quell'area là da riempire. Sono stati messi in punti strategici del Veneto proprio per evitare le esondazioni, poi nei punti più sensibili, ma in generale proprio l'esondazione. E sembra funzionino molto bene perché hanno evitato un sacco di esondazioni negli ultimi anni. Pensate che tutta quest'area qua e quella dopo occupa 1.800.000 metri quadri e può trattenere fino a 4.600.000 metri cubi d'acqua. Fatemi sapere nei commenti la vostra opinione, se si poteva fare di più o altre soluzioni da adottare secondo voi. Ciao!